Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella, nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia. Lascio un solco perfetto, ti sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto. Amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Ancora, se forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai. Sei abile a nasconderti, ma non sai rinunciare a me. Come solo due sguardi sanno tenersi la mano. Basta un attimo solo per scappare lontano. Amore, 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 andiamo via. Gli occhi non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Ancora sono qui tra le cose da fare, io cerco la calma vivendo la normalità. Nei messaggi nascondo il bene che sento, riempio i polmoni e so già, noi due siamo diversi, ma come due pazzi ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Amore, 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 è una follia. Apro gli occhi, non mi importa, ma tu vattene via. Amore, 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 amore mio. Ora spengo la luce e ti lascio questa notte ancora. Bravissima, bravissima Giorgia Mantovan, facciamo un applauso. 11 anni, concorso Fiore d'Argento qui a Treviso, poi parleremo. Tutta colpa mia questa canzone. Sì, è tutta colpa vostra se noi siamo qui questa sera. È proprio tutta colpa vostra, ma non solo vostra. Forse è più nostra. Buonasera intanto. Questa sera è una serata importante. Vi prego di stare molto attenti, di prestare molta attenzione a quello che cercheremo di farvi capire, soprattutto con la prevenzione, con questa parola magica che le nostre forze dell'ordine questa sera cercheranno di farvi capire, perché noi abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno che voi parlate a questi ragazzi, sappiate interpretare il loro modo di vivere, il loro modo di essere, ma soprattutto il loro modo di porsi nelle strade, nei computer e soprattutto nei social. Parleremo questa sera con questi ospiti di cyberbullismo, una parola che tanti anziani questa sera diranno: cosa sia sta roba? È una parola molto triste. Molte vite abbiamo perso per questa parola, per questi social che sono tremendi. Questa sera ne parleremo con questi ospiti nel primo tempo. Abbiamo vicino a me la vice comandante della Polizia Locale di Treviso, Rebecca Zanchetta, grazie, grazie. Vicino a lei Giovanni Favaretto, sempre della Polizia Locale di Treviso, grazie anche a lei di essere qui questa sera. Buonasera. E poi abbiamo Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale, che ringraziamo di essere ritornato questa sera per parlare di queste morti, ma di questi social. Non ne possiamo più, vediamo cosa possiamo fare, faremo diverse serate con questo tema. E vicino a lui c'è il dottor Pasquale Borsellino, psicologo.
Perché Buonasera. questa sera la dobbiamo a lui, perché lui ha detto basta, dobbiamo fare rete, dobbiamo unirci, dobbiamo fare qualcosa. Allora, io direi di partire proprio dal dottor Borsellino, perché se siamo qua questa sera è merito anche suo, perché sta facendo una cosa importantissima che partirà domani sera. Cosa succederà domani sera, dottor Borsellino? Dove, a che ora e a chi si rivolge? Beh, domani sera ci sarà la prima serata di un percorso di formazione che sarà rivolto ai genitori e soprattutto agli insegnanti intorno ai temi del bullismo e del cyberbullismo, o meglio la prevenzione. Ecco, io molto umilmente sto cercando insieme alla nostra azienda sanitaria, sono un dirigente dell'azienda sanitaria, di fare prevenzione intorno al tema del bullismo e del cyberbullismo. Perché? Perché non passa giorno che insegnanti, genitori si rivolgano a noi per chiedere aiuto, strumenti, possibilità rispetto a questo problema che ormai ha una caratteristica di tipo epidemico, cioè nel senso che i ragazzi, come sappiamo, utilizzano molto e tantissimo, a volte in maniera inappropriata, i nuovi strumenti di comunicazione, e la caratteristica del cyberbullismo, per essere molto chiari e sintetici anche con gli ascoltatori, è che se il bullismo che conosciamo, come dire, da tantissimi anni, è un fenomeno conosciuto, cioè atti di sopraffazione, a volte anche di violenza fisica e psicologica nei confronti di compagni un po', come dire, che si sentono più fragili, il cyberbullismo acquisisce una pervasività ulteriore perché non necessita solo la presenza fisica, ossia l'umiliazione, ossia il tiranneggiare l'altro più debole, può essere fatto attraverso questi nuovi strumenti di comunicazione. Quindi da casa, in tutte le ore, di notte, di giorno, chi è vittima, come dire, di bullismo, poi lo diventa ulteriormente attraverso questi mezzi di comunicazione. Allora, dottor Borsellino, io mi rivolgo alle persone che sono a casa e dico a questi genitori, ma anche i nonni, i fratelli, gli zii, qualche volta andate a vedere cosa stanno facendo nelle loro camere, cosa stanno vedendo, cosa stanno scrivendo. Dovete controllare di più. Allora, io adesso passerei la parola alla vicecomandante, Sì. donna. Faccio una puntualizzazione che il vicecomandante dottor Favaretto... Ecco, mi hanno scritto tutto l'incontrario, bravo. non importa, sempre Sì. vicecomandanti. Sì. Allora, come donna io mi rivolgo a lei perché è una cosa importante. Cosa si può fare? Perché voi state facendo prevenzione, cioè la parola Sì. magica è quella che voi nel territorio state facendo prevenzione. Però noi donne siamo mamme, siamo vittime e siamo le prime che dovremo accorgerci di questa cosa, perché naturalmente questi figli è la mamma più che li guarda negli occhi, se li guarda qualche volta. Cosa vuole dire alle donne adesso lei che ci ascoltano, alle mamme, alle nonne? Sì, quello che mi viene da dire rispetto all'esperienza che facciamo noi come polizia locale nelle scuole, perché la nostra prevenzione proprio si manifesta attraverso incontri proprio nelle scuole e anche con i genitori, è quello di guardare negli occhi il proprio figlio, perché veramente guardando negli occhi si può capire come sta. Ed è un aspetto che è stato anche un po' dimenticato. Mi rendo conto, entrando in contatto con i ragazzi proprio a scuola, che spesso manca quel contatto che c'era anche fisico con i genitori, perché anche i genitori stessi nella generazione nostra che ci appartiene sono stati travolti da questo espandersi dell'uso del web, e quindi spesso dai racconti di questi ragazzini emerge che purtroppo anche quando si mangia insieme si trova la mamma o il papà con il telefonino in mano perché magari sta osservando una chat, un WhatsApp, eccetera. Ecco, questo comportamento che noi magari diamo per scontato, ci viene automatico, viene assorbito dai bambini più piccoli che poi crescendo diventano adolescenti e ragazzi che imparano questo tipo di rapporto. Quindi guardate anche che è stata questo... chiarissima, veramente chiara. Avete ascoltato, guardate negli occhi i vostri figli, i vostri nipoti, perché gli occhi parlano. Se li guardate, i loro occhi parlano. Vicecomandante,
Cosa dire? Prevenzione. Quanto fatica, quanto lavoro, quanto impegno, ma soprattutto l'obiettivo è quello di far capire quanto è importante prevenire prima di curare. Sì, beh, la nostra attività appunto di prevenzione, un po' con Rebecca, anche con gli altri componenti del tavolo, abbiamo in qualche modo fatto fattor comune per far cosa? Per mettere i ragazzi al centro di una rete. Oggi i ragazzi in qualche modo sono in rete tra di loro, ma gli attori istituzionali, quindi la famiglia, la scuola e le istituzioni, sono fuori da questa rete di giovani. Il nostro obiettivo è stato quello di mettere al centro il ragazzo, proprio per creare una rete attorno a loro, una rete che possa in qualche modo, non dico proteggerli, ma mettere in guardia rispetto ai rischi del web e ai rischi dei social. Per far questo abbiamo scelto di parlare a chi? Di parlare appunto alla scuola e ai genitori. Come diceva Rebecca giustamente, se non guardiamo negli occhi i nostri figli non capiamo cosa passa nel loro cuore. No? Se è vero che gli occhi sono specchio dell'anima, in qualche modo dobbiamo riuscire a scrutarli e capire cosa succede loro all'interno. Io ho un figlio di 10 anni, mi rendo conto che loro alzano un muro rispetto a noi, perché ormai le nuove generazioni non sono più le nostre. Quindi i punti di riferimento non sono più la famiglia, la scuola, i genitori, ma sono i loro coetanei. Dobbiamo tornare a essere punti di riferimento per i nostri figli, questo è fondamentale. Bravissimo, bravissimo. Proprio questo, dobbiamo ritornare, forse fare un passo indietro, ma un passo grande, forse guardare di più i nostri figli e delle volte anche scuoterli un pochino e dire guarda che sono io il tuo genitore. Comandante De Ruosi, lei è già venuto, si è confrontato anche con dei ragazzi, che delle volte questi ragazzi fanno delle domande anche un po' imbarazzanti, perché qualcuno ha detto e dice, io li sento spesso, se io mi comporto così è perché lo posso fare, nessuno mi vieta di comportarmi così. E anche se mi comporto male, cara Mirella, tutto sommato vale la pena, perché sballo, è bellissimo, vivo una serata magica, pensate alle risposte. Meglio un giorno da leone che 100 da pecore. Cos'è la morte? Cos'è questa parola? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Io bevo, mi drogo, salgo in macchina, se arrivo a casa poi mi metto nel web e dico tutto quello che ho fatto, come sono, faccio vedere anche magari la ragazza che magari ho cercato di violentare, se non addirittura violentata. Ho gli amici che mi guardano e magari mi dicono bravo, comandante. Beh, Lei che è sulla strada. Il tema dei giovani e dei social inevitabilmente purtroppo ha delle grosse ripercussioni sugli aspetti di nostra specifica competenza come polizia stradale, perché ahimè abbiamo constatato con mano che il brutto trend insomma, di peggioramento dell'incidentalità, soprattutto mortale, di quest'ultimo periodo è direttamente e fortemente condizionato dall'uso dei social. Perché? Perché l'elemento più in questo momento statisticamente più dominante sulla causalità degli incidenti è la distrazione. La distrazione una volta era il CD che si metteva in macchina o la sigaretta che veniva accesa, oggi la distrazione è l'uso del telefonino, ma non inteso come telefonino per telefonare, telefonino per fare tutt'altro, soprattutto l'utilizzo social, e quindi i vari Facebook, Twitter, WhatsApp sono strumenti che sono talmente entrati nella cultura dei nostri ragazzi che non riescono a essere abbandonati neanche per quei pochi istanti che magari servono per guidare, per andare da una parte all'altra. Non riusciamo a farne a meno. Attenzione però, non è casuale il non riusciamo a farne a meno, perché come è stato giustamente detto, il problema è dei giovani, ma e anche degli altri, perché siamo noi i primi che facciamo fatica a staccarci da questo strumento, e ovviamente chi ci guarda impara, assimila e riproduce quello che vede, perché tendenzialmente ancora spero che non siano cambiate queste cose dal punto di vista di chi le studia professionalmente, ma io credo che ancora l'esempio sia una delle cose più forti come pilota dei comportamenti giovanili, quindi i nostri ragazzi fanno
tendenzialmente quello che vedono. E vanno un po' controllati, comandante, vanno un po' controllati, Sicuramente. perché non è possibile che continuiamo a vedere delle morti assurde, dei suicidi assurdi proprio causa di questo cyberbullismo. Guardiamo allora le immagini e poi le commentiamo col dottor, appunto un RVM, col dottor Pasquale Borsellino, psicologo. Ecco, noi stiamo vedendo, ecco la regia ha mandato in onda. Non sento. Penso che anche il comandante sia informato su quello che stiamo... Ecco, più di qualcuno ha visto queste immagini. Guardateli bene questi ragazzi, che sono i vostri ragazzi, sono i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri fratelli. Guardateli bene. Allora, chi vuole iniziare? Comandante, inizi lei, dai. Sì, questa è la campagna di sensibilizzazione fatta dalla Polizia Postale, Esatto. che fanno ogni anno. Qui siamo in Piazza Vittoria, abbiamo partecipato anche noi proprio nel 2019 a degli incontri che hanno fatto. Questo ruolo importante della Polizia Postale, Beh, guardate insomma, che è un ruolo importantissimo. La Polizia Postale ha un ruolo fondamentale nella Sì. repressione di tutti i cyberreati, perciò insomma lui è il collega della Polizia Postale, sì, infatti. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto, come mai siete qua questa mattina? Come voi? Allora ve lo spiego io cosa siete venuti a fare questa mattina. Però dobbiamo far silenzio, altrimenti chi parla torna a scuola. Allora, oggi siete qui e avete l'opportunità di fare questo incontro con noi che siamo i poliziotti della Polizia Postale per imparare qualcosa da noi, non che siamo dei professori noi, però l'esperienza nostra ci porta a dire che oggi vi spiegheremo una tematica particolarmente importante e delicata che è quella del cyberbullismo. Qualcuno per alzata di mano, se no facciamo solo confusione, mi sa dire che cos'è il cyberbullismo? Che ti sei svegliato improvvisamente. Eccoli qua i codardi, eccoli qua. Ecco che si nascondono subito. Cosa vuol dire? Innanzitutto il bullismo che cos'è secondo voi? È una persona più grande che... No, sempre per alzata di mano e parliamo, altrimenti no. Dai, chi è che me lo sa dire? È una persona debole che per sfogarsi prende di mira una persona ancora più debole. È internet. Allora, torniamo in studio. È una persona debole. Allora, è una parola forte che ha usato questo ragazzo, perché sanno benissimo dove vanno a colpire i deboli. Di sicuro il ragazzo forte non ha problemi, ma il ragazzo debole, ce ne sono tantissimi che hanno una maschera, che sembrano forti, invincibili, di una fragilità unica. Zanchetta. Sì. No, mi è piaciuta la sfumatura che ha usato il ragazzino, che ha già colto, identificando il bullo come persona debole, per cui si fa forte perché c'ha un gruppo, perché il bullo, anche il cyberbullo, non agisce da solo, agisce con la forza proprio della rete social, ma che hanno ben chiaro quindi che all'interno ha la sua fragilità e ha bisogno di imporre potere e di farsi forte nei confronti di coetanei, ragazzini, che probabilmente esprimono in forme diverse una diversità rispetto ai canoni che vengono identificati da loro stessi, ecco. Ecco, a casa chiedete ai vostri figli se sono con voi, che stanno guardando la televisione, si spera, cos'è questa parola. Provate a chiederla e vediamo quali risposte vi daranno. Poi mi chiamate domani mattina e qualcuno mi dirà se ha fatto questa domanda e cosa è stato risposto. Dottor Borsellino, abbiamo sentito fragile, debole, ma sono proprio così fragili o così deboli o sono invece dei cattivi? Sono dei cattivi ragazzi, perché qua abbiamo ormai l'abitudine di dire che
tutti sono belli, bravi, buoni, fanno volontariato, sono dei ragazzi esemplari, ma lei che è psicologo e perciò di ragazzi, di genitori ne vede tantissimi. Chi sono veramente questi ragazzi che fanno e poi si nascondono perché hanno il potere, e qua dovrebbe intervenire la legge, mi scusi ma qua se fanno questo qualcuno gliel'ha permesso, e sono andati oltre perché forse nessuno pensava che riuscivano a passare il limite, l'hanno passato, oltrepassato. Chi sono questi ragazzi? Ecco, prima di andare a cercare le spiegazioni bisogna che prendiamo una posizione chiara. Chi volutamente e in maniera cosciente procura sofferenza a un'altra persona con qualsiasi mezzo, questa cosa va condannata. Va condannata, se no entriamo nell'ottica dello giustificare sempre tutto e tutti. Allora, chi in maniera deliberata, attraverso un mezzo che può essere web o questi nuovi social, si crea una sofferenza ad un'altra persona, quantomeno deve essere aiutato ad assumersene la responsabilità, perché questo è un mondo in cui nessuno si assume più nessun tipo di responsabilità. E allora noi adulti, Mirella, se tu hai visto il corso di formazione che faremo in tutta la provincia di Treviso, prego poi chi leggerà la locandina di individuare il comune. Poi la faremo vedere naturalmente. In tutta la provincia ci saranno incontri rivolti agli adulti, e non è a caso che ci rivolgiamo agli adulti, perché per prima gli adulti devono... Qua. Ecco, dottor Borsellino, la quindi facciamo a Castelfranco Veneto, a Treviso, a Conegliano e poi anche a Mogliano Veneto. Infatti domani sera si partirà proprio all'Istituto Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto alle 20:30, certo. Perciò mi raccomando, chi può partecipi, perché è molto importante, crescerete anche voi e forse educherete meglio i vostri figli, andate ad ascoltare invece di stare a casa. Prego, ecco, dottore. dicevo questo assumersi la responsabilità. E questo deve partire dagli adulti, per questo noi formiamo gli insegnanti, i genitori, perché assumersi la responsabilità delle proprie parole, dei propri gesti, penso che sia quello che farà la differenza. Perché se i nostri ragazzi vedranno gli adulti utilizzare le parole, utilizzare i comportamenti in maniera un po' più ecologica, in maniera meno distruttiva, loro non potranno che apprendere questo da noi. Questa cosa è personalmente da 30 anni che la dico. L'abbiamo detta quando facevamo prevenzione per le dipendenze, per le tossicodipendenze, l'abbiamo detto in altre campagne di prevenzione. Ma quanto siamo stati ascoltati, dottor Borsellino? Perché noi puntate con i ragazzi, con la droga, con l'alcol, proprio anche sui social, abbiamo cercato di intervenire, con i familiari vittime della strada. Però le morti sono aumentate, dottor Borsellino, sia per la droga, sia per l'alcol, sia per questo uso sbagliato anche del cellulare, i suicidi, non dimentichiamo i suicidi, proprio di questa umiliazione che subiscono e che certi non riescono a reagire. Però io qui, no, è uscita, poi volevo fare una domanda anche alla nostra cantante di 11 anni, perché lei a 11 anni usa il social e in certe occasioni, diceva prima, lo userei 24 ore su 24. Alla mia richiesta di spiegazione ho detto, ma perché? Non lo so neanch'io il perché, ma lo farei. Comandante, l'ha sentita anche lei dalle parole 11 anni? Un po' quello che dicevamo prima, il dottore l'ha introdotto, il tema dell'esempio, l'abbiamo accennato, è decisivo, perché, ripeto, dal mio punto di vista dobbiamo evitare di concentrarci esclusivamente sul ragazzo, sul giovane, per dire che il problema è suo, che usa male i social, certo, che vive una vita estraniato dalla società perché sta chiuso nella sua cameretta davanti al computer o davanti al suo tablet, perché attenzione, lo ripeto, è un problema che è dilagante delle età anche più avanzate. I ragazzi fanno quello che vedono. Se, come è stato già accennato prima, a tavola non si riesce a stare nell'ambito del proprio nucleo familiare senza che i familiari stessi non riescano a fare a meno del loro telefono e della consultazione, è evidente che i ragazzi non potranno che riprodurre questo tipo di approccio che
come ho detto prima, poi ci porta anche alle tragiche conseguenze che abbiamo visto e vediamo continuamente anche sulle strade e anche altrove, perché è un utilizzo diciamo anomalo di questi strumenti, che però non è un'esclusiva giovanile, assolutamente. Non è Ma così. allora i genitori che la stanno ascoltando, comandante, a casa, anche lei, che appello vorrebbe fare questa sera? Beh, diciamo che non faccio altro che ripetere quello che abbiamo già detto, cioè cerchiamo di cominciare noi a dare il buon esempio, perché se non lo facciamo noi difficilmente possiamo pensare di dire qualunque cosa in qualunque trasmissione e sperare che i ragazzi ci ascoltino, perché non sarà così, non avverrà, cioè dovranno vedere che quello che sentiamo, che ci diciamo qui, ha una proiezione poi nella loro vita privata, nella loro vita quotidiana, quindi la famiglia in primis, la scuola e tutte le istituzioni, comprese quelle in divisa. Dottor Borsellino, e lei che appello vorrebbe fare? Io so che lei si sta spendendo molto e qua ringraziamo anche le ULSS che veramente ci stanno da mano, l'ULSS 2 specialmente col dottor Benazzi, il dottor Francesco Benazzi, che è sempre in prima linea, anzi che appoggia queste iniziative, perché forse si rende conto che bisogna che facciamo noi un passo in più, o come informazione o con qualcosa, però dobbiamo parlare a queste persone che, come dice giustamente il comandante e anche lo diceva la polizia locale, questi genitori non guardano più negli occhi i loro figli. Anche questi genitori sono col telefonino, sui social, ma le mamme che fanno a gara con le figlie, chi ha più amici, chi è più sul social. Ma secondo lei, una domanda che io volevo farle, è giusto dare il telefonino a 9-10 anni e lasciarlo liberamente, come liberamente si lascia il computer? Chi è che sa? Chi è che vede? È facile dire fai, perché tanto ti togli un peso, non devi rispondere, non devi guardarli negli occhi, dire no è difficile, dire sì è molto più facile, tu arrivi a casa stanco dal lavoro, il no diventa impegnativo, dire no a questo figlio che vuole, è un'età che il figlio esige, vuole sempre di più. E tu con questo dare poi lo stai distruggendo. Ecco, secondo lei, l'età per avere un cellulare, un tablet, un computer, quale sarebbe giusto? Mai, nel senso che io non sono un proibizionista, però dico questo. Affideremmo mai la guida di un carro armato a un bambino di 5 anni? No, cioè nel senso che certi tipi di tecnologie hanno bisogno di una consapevolezza, una capacità di gestirla che gli adulti oggi non capiscono. Faccio un esempio. Io ho una figlia di 17 anni, magari un altro genitore con una figlia un po' più piccola da me, magari di me 13 anni, la vede seduta in salotto con uno smartphone e lui pensa ingenuamente, questo genitore, che sua figlia è in un posto sicurissimo, è dentro casa, seduta in salotto, ma non ha la minima idea di cosa possa fare una ragazzina di 13 anni con uno smartphone in mano, come dire, anche nel salotto di casa propria. Avete capito? Allora dico, il vero problema è che per la prima volta nella storia le generazioni degli adulti non conoscono a fondo la tecnologia che usano i nostri giovani, cioè nel senso che siamo analfabeti o quasi analfabeti rispetto a degli strumenti che i nostri figli conoscono meglio di noi. Allora l'indicazione è: fate usare ai vostri figli questi mezzi, questi strumenti in relazione alla loro capacità di giudizio. Quindi resta sempre lo stesso tema, che tutto nella vita va utilizzato in base al proprio livello di maturazione e di capacità di gestire quello strumento. Avete capito cosa vi ha detto il dottor Borsellino questa sera? Ma cercate di capire bene, no? Magari cambio canale, no, state attenti a quello che vi diciamo, perché se volete salvare i vostri figli, i vostri nipoti, dovete imparare anche ad ascoltare e poi a mettere in atto dalle persone che veramente lavorano su questi temi e si spendono per voi, per insegnare anche a voi, di comportarvi meglio anche voi, perché siete voi poi che dovete dare l'esempio, non sono i ragazzi che danno l'esempio, sono i genitori che danno l'esempio ai ragazzi vi stanno guardando,
pendono dalle vostre labbra, sono voi, siete voi che date gli esempi sbagliati, correndo in macchina, col cellulare, passando col rosso, usando in maniera incredibile anche voi il computer, perché avete i social anche voi, vi attrae, però vi attrae in maniera sbagliata, perché il vostro figlio vi sta guardando, e dice, fa loro, lo faccio anch'io. Allora, abbiamo qui questa ragazza, Giorgia, 11 anni, e io ti chiedo adesso, cos'è per te il cyberbullismo? È una forma di bullismo attraverso dei dispositivi elettronici che cioè, è una cosa che non va assolutamente fatta. Io sono contro il bullismo perché bisogna sapersi difendere, però bisogna difendere anche quelli più deboli. 11 anni, a quanti anni hai avuto il primo cellulare? 9 anni e mezzo, cioè mia mamma, i miei genitori non me l'avrebbero mai dato. La nonna che è più buona. Avete capito perché mi rivolgo ai nonni? La nonna perché è più buona, come mia nipote non può non avere il cellulare e la nonna arriva col cellulare. I genitori naturalmente sono con le spalle al muro perché la nonna la vince sempre, però dimmi la verità, 11 anni. Ma come vi rapportate su questi social? Perché siete là in continuo? Cioè, cos'è che vi attrae? Invece di parlarvi, ormai, anche se siete a 2 metri, col telefonino. Ma cosa ha questo telefonino, i social? Cosa sono i social per te? Cioè, allora, io non sono tanto attaccata ai social, però... 11 anni? No, lo ripeto tanto per far capire. No, allora, cioè... A me almeno mi attrae perché non esco molto di casa, ho tanti compiti da fare e quindi è come una forma per parlare per parlare con i miei amici. Ma non parlate abbastanza a scuola? Ma a scuola come vi comportate? Quando uscite cosa fate? Perché a 11 anni non si è proprio bambini, diciamocelo la verità, sì. Specialmente voi ragazzine, forse siete un po' più adulte dei ragazzini. Ma cosa vi dite? Cioè, cos'è sto social per voi? Quando vi confrontate, di cosa parlate? O digitate solo col telefonino perché il telefonino vuol dire essere anonimi? No, allora, abbiamo poco tempo per parlare a scuola perché la ricreazione dura poco e quindi dobbiamo parlare a casa perché parliamo di cose diverse dai social, non è proprio il nostro argomento preferito, almeno delle persone che frequento io. E l'argomento preferito qual è? Non lo so, scherziamo, magari anche sulla scuola, magari facciamo battute, ma battute anche senza senso, diciamo. Beh, a quell'età è anche perdonabile far battute senza senso. Però questi atti di bullismo che vediamo molto frequentemente, anche da ragazzini della tua età o 2-3 anni, come li giudicate voi? Perché fate gruppo quando uno si comporta male? La maggioranza fa gruppo, mettete addirittura le forze dell'ordine, non parlo con te, parlo in generale, ma tu sei qui questa sera, mettete le forze dell'ordine a volte con le spalle al muro, perché difendete l'indifendibile, questo ragazzo che si atteggia bullo perché sa che qualcuno lo sta proteggendo e siete voi che fate branco, che fate gruppo. Perché fate questo? O secondo te perché qualcuno fa questo? Magari anche per credersi più forte, forse. Ecco. Va bene. Zanchetta. Io voglio raccontare un aneddoto, se racconti, mi racconti. È successo poco prima di Natale. Allora, il classico ragazzotto educatissimo, bravo a scuola, va ai Buranelli assieme ad un gruppo di amici, Buranelli a Treviso, in centro, vicino al municipio. Spinto dalla massa, cosa fa sto ragazzo? Si denuda, resta in mutande e fa un bel bagno nel canale che c'è lì. Cosa succede? Tutti lo filmano in tempo reale. Lui si butta, almeno 20 telefonini sono usciti per filmare questo atto di questa genialata, chiamiamola, no? Dove sono finite quelle immagini? In tempo reale sul web. Quindi Sentite Instagram bene. piuttosto che TikTok, quelle cose strane che ci sono adesso. E cosa è successo? Che l'abbiamo beccato, chiaramente. Nome e cognome, 400 euro. Famiglia per bene. Famiglia per bene. Ascoltate. 400 euro di sanzione. Mi auguro che la notizia della sanzione sia girata con la stessa velocità con cui è girato anche il filmato, ma dico, ma il senso di
questa del bravata. gesto, della bravata. Io penso di averlo capito. La faccio, quindi esisto. Nel senso io, la mia esistenza, il mio essere qualcuno che conta, la lego ad una bravata e soprattutto al fatto che questa bravata venga poi messa sul social. Senza questo io non esisto. Io sono nel social, andrò nel social, tutti Quindi, mi vedranno. Quindi sono. Esisto. Io sono perché sono lì. Allora, cerchiamo di recuperare i rapporti umani, le relazioni Ma interpersonali. la famiglia, ecco, quando... Quando è stata convocata la famiglia, il padre era arrabbiato su tutte le furie. La mamma aveva un atteggiamento un po' più comprensivo, ma insomma nei limiti comunque. No? Ma il messaggio è: recuperiamo i rapporti umani, cerchiamo di trovarci fuori, senza il telefonino, stiamo con le nostre fidanzate come facevamo noi, no, lei no, ma noi ragazzi di un tempo, no? Cerchiamo di giocare a pallone come facevamo tutti, parliamo di calcio. Meravigliosi giochi di una volta. Appunto. Cioè. Comandante, e lei? Qualche aneddoto che vuole raccontare a questi genitori che veramente la stanno guardando purtroppo e che magari sono venuti anche da lei? Ce ne sarebbero, sì, ce ne sarebbero. Diciamo che ci è capitato purtroppo più di qualche volta di andare nelle scuole per fare tutt'altro, perché insomma, noi ci occupiamo di sicurezza stradale, quindi facciamo educazione stradale. Però, ahimè, qualcuno in quei momenti si è concesso qualche libertà di troppo, qualche bravata, per così dire, magari facendo qualche foto non proprio delle migliori, magari con i nostri mezzi parcheggiati nel cortile, e le immagini hanno circolato immediatamente. Poi giustamente il vicecomandante ha lanciato un messaggio molto chiaro, cioè lo veniamo a sapere, non ci impieghiamo tanto, e qualche ragazzo è finito da noi, è finito in questura, è finito convocato con la famiglia e ha avuto delle ripercussioni anche abbastanza gravi, perché poi ovviamente magari insomma, per fare una bravata e mettere, come dire, in cattiva luce un'istituzione quale può essere la Polizia di Stato, la Polizia locale o qualunque istituzione che riguardi insomma, il nostro apparato, porta delle conseguenze. Non è uno scherzo che poi rimane nei telefonini di questi ragazzi e finisce lì, non è così, non Ecco, succede diciamo questo, le che non conseguenze... è che sia proprio così. No, le conseguenze poi sono gravi e vanno avanti per tanto tempo, molti oneri economici, anche insomma giuridicamente crea più di qualche problema a queste persone e alle loro famiglie, quindi insomma ci vuole un po' più di, come dire, un po' più di attenzione per certe cose, e torniamo sempre lì all'utilizzo degli strumenti, no? Giustamente il dottore ha detto una cosa, ha fatto un esempio eccezionale, cioè daremmo il carro armato a un ragazzino? No. Certi strumenti tecnologici non sono da meno di sicuro, quindi ci vuole un po' di attenzione anche nel maneggiarli e nel farli maneggiare ai Dottor ragazzi. Borsellino, cosa vuol dire una famiglia per bene? Perché non riesce a entrarmi sta roba, no? Una famiglia per bene è forse la famiglia che può pagare i 400 euro, che tanto dà la lavata di capo al ragazzo, ma poi chi se ne frega, lo rifarà. Abbiamo visto ragazzi che hanno ritirato la patente, abbiamo visto poi ultimamente cosa è successo, quel ragazzo ritirata la patente che poteva andare a casa tranquillamente, ma chi se ne frega, è andato in discoteca, ha bevuto e vai avanti e rilanciano. Ecco, questo rilanciare e questo difendere, come dico sempre, l'indifendibile. Ecco, questa cos'è la famiglia per bene, secondo lei? La famiglia per bene, a mio avviso, è la famiglia che dà un buon esempio, che fa rispettare le regole al figlio. E qua invece noi assistiamo anche delle volte ai prestiti che guai se tolgono un cellulare, ma io vado dall'avvocato, arriva il ragazzo con l'avvocato. Allora parli a questi genitori che arrivano a scuola con gli avvocati, che sfidano questi professori che ce la stanno mettendo tutta, che sfidano le forze dell'ordine, ma chi se ne frega della divisa, ma chi se ne frega che mi hai ritirato la patente, io rilancio, io mi devo divertire questa sera, devo andare nel social. Perché questo fanno, prego dottore. Poi no, Mirella, non è una questione di famiglie per bene e di famiglie per male, è una questione che ha a che fare con famiglie che sanno dare amore e famiglie che non sanno dare amore. Famiglie che sanno dare amore attraverso il tempo, l'attenzione, la dedizione.
sacrificare il proprio tempo in funzione dei figli, perché il vicecomandante prima ha fatto un esempio che, come dire, è peculiare. Se io non sono visto, non sono amato, non sono nella mente e nel cuore di qualcuno, e allora devo essere visibile. E per essere visibile vado sui social, faccio delle sciocchezze perché comunque ho voglia di essere visto. Se le famiglie, come dire, la smettessero di vivere in maniera, come dire, accelerata i tempi, si riconcentrassero sulle cose fondamentali, l'attenzione, il dialogo, far capire ai figli che comunque ci sono per qualsiasi cosa. È un po' quello che stiamo facendo noi stasera. Noi istituzioni, azienda sanitaria, forze dell'ordine, scuola, associazioni, facendo il tavolo provinciale, è questo il messaggio che vogliamo dare. Siamo una famiglia allargata, una famiglia, l'istituzione è una famiglia, lo Stato è una famiglia. Certo. Tutti ci riconosciamo nello Stato come colui che ci può proteggere, ci può assistere quando abbiamo bisogno. Ecco, noi istituzione vogliamo far famiglia e vogliamo dire a questi ragazzi: siamo qua perché ci teniamo a voi. Mi arrabbio e me la prendo perché mi interessa quello che ti accade. E invece a volte io sento indifferenza nelle famiglie, indifferenza nella società in generale. Allora guardiamo il prossimo servizio. L'ultima volta ad una festa di amici. L'ultima volta che pensi che per un paio di bicchieri non succede nulla. L'ultima volta che ridi. In Italia sono circa 15 milioni le persone adulte che hanno problemi alcol correlati. L'ultima volta che pensi che a te non può succedere. 15 milioni di persone sono quasi il 30%, 35% di tutti i patentati italiani. L'ultimo addio. Se bevi e guidi, è l'ultima volta. Eroina, cocaina, cannabis, anche l'alcol stesso interferiscono con delle sostanze presenti nel nostro cervello. Che richiede sempre maggiori quantità. La percezione della realtà, la concentrazione, l'attenzione sono tutte estremamente alterate. La qualità della guida non potrà mai assolutamente rispettare i canoni di sicurezza per se stessa e per gli altri. It takes less than you might think to become a drink driver. Il soggetto crede di guidare in maniera perfetta, ineccepibile. In realtà non si rende conto della distanza di sicurezza, non si rende conto del pericolo che può incombere in quel momento davanti a sé. Pensando oltretutto di essere talmente pronto, sveglio, da poter comunque svicolare, da poter comunque evitare il pericolo. Siamo noi ad andare in prima linea sul luogo dell'incidente. A volte si assistono a delle vere carneficine. Non lo dimentichi più. Molto meglio svegliare alle 4 di notte all'uscita della discoteca il papà per dire non me la sento di guidare, vienimi a prendere, piuttosto che il papà venga svegliato dalla pattuglia della polizia o dei carabinieri o da noi medici e ricevere in maniera così brutale la notizia.
dell'alcol alla guida provoca oltre 1000 morti e più di 400 invalidi permanenti. Ferma il guidatore ubriaco, dagli un cartellino rosso. È vero che i giovani cominciano a bere da 4-5 anni a questa parte a 11-12 anni. È vero che 10 anni fa la media dei giovani che cominciava a bere è intorno a 16 anni, adesso siamo arrivati ad 11 anni. Ma si nasconde che gli adulti, e specie quelli che vanno da 40 anni in su, non solo non smettono di bere e non riducono l'assunzione, ma guarda caso è ancora più pericoloso l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche. It takes less than you might think to become a drink driver. Il problema dell'alcol è un problema di una società nel suo insieme. La vita è una sola e non vale la regola meglio un giorno da leone 100 da pecora, perché il giorno da leone potrebbe essere unico e solo. Comandante De Ruosi, io so che guardava proprio con un'aria costernata questa immagine, che ringraziamo l'ingegner Carmelo Trotta, ex dirigente della Motorizzazione Civile di Venezia, direttore generale è stato, si è speso tantissimo. Voi non avete idea i paletti che ha trovato questa persona, perché cercava di far capire, ancora in tempi non sospetti, quanto importante era la prevenzione. Ecco, lui ce l'ha messa veramente tutta. Però purtroppo la politica va sempre da un'altra parte, va sempre dalla parte sbagliata. Dico io e mi prendo la responsabilità, perché ero con lui sulle strade. Ho cercato di far capire, di mettere una goccia nel mare, per diventare questo mare enorme, un oceano di gocce. Ma non ce l'abbiamo fatta e adesso ritorneremo a fare le cose che facevamo 20 anni fa. Allora, cosa vuole dire, comandante? Beh, io credo che le immagini che abbiamo visto si commentano da sole, potremmo parlare per ore e analizzare tutta la dinamica dell'incidentalità, ma forse in questo momento è bene soffermarsi su alcuni aspetti che sono stati oggetto di alcuni casi di cronaca anche recente, insomma, che ha attirato molto l'attenzione. Ormai è un fenomeno ampiamente studiato in medicina, il dottore insomma, ce lo potrebbe illustrarcelo nel dettaglio, ma comunque che le sostanze psicoattive generalmente intese sono, diciamo, tendenzialmente incompatibili con la guida. Psicoattive lo sono ovviamente le sostanze, le droghe, come anche l'alcol, perché anche l'alcol è una sostanza psicoattiva, nel senso che sono sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale in maniera che non descriverò io, perché c'è chi può farlo meglio di me, ma comunque vanno a incidere sulle reazioni del nostro organismo e quindi ci mettono in difficoltà nel momento in cui dobbiamo compiere operazioni semplici, operazioni complesse. Ovviamente il grado di alterazione poi rende complesse o impossibili anche le operazioni più semplici, figuriamoci un'operazione complessa come può essere quella di guidare un veicolo ad alta velocità, di notte, col buio, con la stanchezza e con fattori che normalmente già sono di per sé pericolosi o comunque che richiedono molta attenzione. Io dico soltanto una cosa delle tantissime che si potrebbero dire. Normalmente e chi ci segue lo può constatare facilmente, un veicolo nella sua andatura di marcia normale a una certa velocità attraversa una serie di metri, percorre dello spazio, no? E ovviamente queste sono la velocità, lo spazio e fratto tempo, insomma sono formule matematiche che tutti i nostri ragazzi conoscono bene fin dalle scuole. È evidente che a una certa velocità il nostro veicolo percorre della distanza. Se un ostacolo, un imprevisto o qualcosa si frappone fra noi e diciamo la prosecuzione della marcia, noi abbiamo bisogno di un tempo per accorgerci che c'è un problema
e intervenire con un'operazione complessa. Il nostro cervello dà uno stimolo magari al piede per dirci di togliere il pedale. E se i riflessi non sono pronti? Ci dice di rallentare, di sterzare, di fare una manovra, di fare qualche cosa. Ora, in una persona normale, nel pieno delle sue facoltà, diciamo, questo tempo, cioè il tempo in cui il cervello elabora l'informazione e fa quello che deve fare dai comandi e la macchina ancora non ha rallentato, non si è fermato, non ha fatto ancora niente, è quasi un secondo. 0,9 decimi, secondo per la precisione. In una persona normale, perfettamente sana e perfettamente lucida. Per capirci con un esempio, un pilota di Formula 1 ha questo tempo intorno agli 0,4 decimi. Quindi la metà. Pilota di Formula 1, quindi loro sono abituati a prendere decisioni, a fare operazioni a 300 km/h sulle piste per salvarsi la vita, quindi sono addestrati a fare questo. La persona normale circa un secondo. Ora, in un secondo, quanti metri percorriamo se stiamo andando a 50 km all'ora e se siamo a 100 km/h stiamo percorrendo decine di metri in cui il nostro cervello deve dire che c'è qualcosa che non va e farci fare un'operazione, appunto un'operazione complessa. Ora, se ci impieghiamo un secondo e siamo perfettamente sani, immaginiamoci quanto tempo possiamo impiegarci se abbiamo bevuto, se abbiamo assunto sostanze stupefacenti, anche poco, perché in realtà se la legge ci dice che un adulto normalmente può guidare con un tasso alcolemico nel sangue di 0,5 grammi per litro, è perché è un parametro che stabilisce la legge, è stabilito, fra virgolette... Ci sarà un perché hanno fatto quel parametro? Assolutamente, ma ci sono legislazioni dove questo parametro è 0, legislazioni dove questo parametro è 0,8, quindi è una scelta, è una scelta politica, e sulla quale noi ovviamente non abbiamo nulla da dire. Ma 0,5 comunque non vuol dire essere perfettamente padroni delle proprie azioni. Comunque, quindi se già arrivando vicini allo 0,5 non abbiamo il pieno controllo e comunque abbiamo i riflessi rallentati, le nostre operazioni sono, come dire, meno performanti. Il dottore credo che possa confermare quello che sto dicendo, che sono concetti di ormai sdoganati e comuni per tutti. Figuriamoci quando andiamo oltre o quando assumiamo qualche sostanza che addirittura non è l'alcol, ma ha capacità di interagire con il nostro sistema nervoso in maniera molto più invasiva. Questo è il concetto. Ricordiamoci il secondo di tempo che ci serve e quante decine di metri percorriamo in quel secondo, perché tutto ciò che troveremo in quelle decine di metri non avremo neanche rallentato la nostra macchina, perché non avremo ancora neanche premuto il freno. Certo. Comandante Favaretto, i pattuglioni, quando voi uscite alla sera, io sento i ragazzi che io risento, guarda che c'è il pattuglione, forse si mette là, dobbiamo stare attenti, chiamami, fai la chat, avvisami. Cioè anche per voi diventa un problema, perché questi sono diabolici con questi aggeggi. Loro sanno dove siete, come vi posizionate, a che ora. Ma allora, per combattere, perché con questi telefonini, con questi social, loro arrivano dappertutto in un tempo talmente limitato che voi non ce la facete. Allora, io mi ricordo quando bussavo a queste porte, sa comandante, che avevo il coraggio di bussare, dico, ma dammi una mano, non ci sono soldi. Abbiamo degli strumenti meravigliosi, penso alla slitta, chissà quanti sapranno, la slitta che vai a sciarare. Questo strumento che giace magari in qualche magazzino, che ti permette di capire che sberla prendi a 50 all'ora se tu sali e cozzi contro un corpo contundente. Tu prendi una sberla, siccome io l'ho usata grazie alle forze dell'ordine e grazie all'ingegner Carmelo Trotta che è riuscito a farla tirar fuori, a farla provare a questi ragazzi, e questi bulli che salivano, non volevano le cinture, ma chi se ne frega della 50 all'ora. Di quelle botte qualcuno è andato al pronto soccorso perché ha preso il colpo di frusta, visto che non voleva neanche la cinghia, perché chi se ne frega della cinghia. Ecco, questi pattuglioni che io li vedo determinanti, perché poi all'interno avete tutto, il drag test, l'ettilometro, sono pochi. E spieghi qualcuno che stasera ci sente cosa chiederebbe lei, come proprio comandante della polizia locale, per intervenire ancora di più. Perché io vado nelle discoteche, io ci vado, io vedo, bevono in maniera, iniziano a bere alle 4 del pomeriggio, ragazzi, e rientrano alle 10 del mattino. Non tutti, ma io sto rivolgendomi a quelli che fanno questo, ai genitori che non aprono la porta quando loro rincasano, o come dice giustamente, abbiamo visto il servizio, prima che arrivi la telefonata
andate a prendere i vostri figli, ma se non sanno neanche dove sono i loro figli, parlo anche di ragazzini, perché sono loro fuori anche a una certa ora, non è mica che siano tutti questi maggiorenni fuori a una certa ora, si mascherano, ma tanto che problemi ci sono? Cosa vuole dire Beh, ormai questi c'è genitori? la moda, come si chiama, no? Molto milanese, la pericena, che inizia alle 7, 7 e mezza, si protrae fino alle 22, poi alle 22 fanno lo sciottino, tutti questi termini molto Se a casa magari anglosassoni, si no? nonni dirà cosa Sì, sì quello che è fa me ne sciottino, vodo, Si bevono lo sciottino, poi vanno in discoteca, vanno qui a San Biagio, vanno a Monastier, vanno a Spresiano e noi li aspettiamo fuori. Io ho fatto il comandante qui a San Biagio, a Monastier, e non c'era sera che non portassimo via dalle 2 alle 3 patenti. Sentite? Non c'era sera che non portassimo via dalle 2 alle 3 patenti. E mi chiedo, ok, la prima sera passi perché c'è l'effetto sorpresa. La seconda passi perché deve ancora essere, come dire, nota la questione dei controlli, ma la terza sera ancora 2 o 3 patenti. Sentite? Purtroppo, rilanciano. Purtroppo non è una questione di controlli, non è una questione di sanzioni, non è una questione di inasprire le pene. Abbiamo visto che sono dei palliativi. La questione vera è la questione di coscienza. Fino a che non agiamo sulle coscienze delle persone, non andremo da nessuna parte. La coscienza come facciamo a stimolarla correttamente? Attraverso un'attività di prevenzione e divulgazione, non c'è alternativa. Il filmato di prima è veramente agghiacciante, ma basta leggere i giornali, come diceva Alessandro prima, è notizia di quanto? 15 giorni fa, 7 morti più 10 feriti, no? Possiamo vedere il servizio? Perché sono servizi che dobbiamo continuare a vedere, perché sennò passano, si è visto, è andata. No, andiamo a vedere. Un campo di battaglia. I testimoni descrivono così la scena dell'incidente stradale che ha provocato 6 morti e 11 feriti a Lutago, in Alto Adige. L'automobilista, un giovane di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Guidava con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Siamo tutti rattristati e sconvolti, il nostro pensiero va alle vittime e ai loro cari. Il nuovo anno purtroppo è iniziato con un tragico incidente stradale, con tante vittime e diverse persone gravemente ferite che sono ricoverate negli ospedali della zona. È una tragedia, non ho mai visto niente di simile in vita mia, è un fatto crudele. Le vittime facevano parte di una comitiva di giovani turisti della Germania settentrionale, tutti poco più che ventenni, si trovavano in Valle Aurina per la settimana bianca. I giovani erano appena scesi da un bus navetta dopo aver passato la notte in un locale. Pazzesco, erano appena scesi dall'autobus navetta. Allora ecco qua che ritorniamo e qua, comandante, continuiamo perché stavamo parlando proprio di questo sì, servizio. Che poi da 6 sono diventati 7 perché uno dei ragazzi ricoverati purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi. E poi sentiamo la legge che prevede 18 anni. Allora io porto sempre l'esempio di una donna, cleptomane, che è venuta in trasmissione, che ha portato via, 10 maglie, 15 profumi, 1 anno e mezzo di galera. Questa è, vado io a prenderla fra poco. E poi sento 18 anni, 7 morti. Cioè, scusa comandante, ma a casa qualcuno dice, ma che legge abbiamo? Ma che pena è questa? Ma l'omicidio stradale, come ho sentito dai familiari vittime della strada, cosa comporta? Perché non l'abbiamo mica ancora capito bene, Non l'abbiamo capito bene, perché se dopo tu hai un buonissimo avvocato di un foro, anche 2, perché la famiglia te lo permette. Hai la legge buona condotta. Alla fine cosa fai? Fai 7-8 anni, se li fai. Poi anche la prescrizione, se andiamo avanti. Cioè c'è tutto un casino, mi scusa comandante, che veramente la gente a casa non riesce più a fare. Ma come? 7 morti, 18 anni? Porto via qualcosa 1 anno e mezzo perché ci sono le ferie, perché qua... Cioè è tutto sbagliato. Ma il messaggio che arriva poi a questi ragazzi, qual è?
Quando ho sentito quella sera comandante De Ruosi, si ricorda quel ragazzo che le ha detto ma perché condannate quel ragazzo che è stata ritirata patente e che è andato in discoteca e che poi la ragazza è stata uccisa, la sua fidanzata? Ma non ha fatto niente, ma perché vi accanite con lui? Si ricorda quella sera quel ragazzo che lei lo guardava come dire ma cosa stai difendendo? E quando quel ragazzo le diceva ma come? Chiudete 3 giorni il locale perché avete fatto le sanzioni, perché non era in regola, perché avevate trovato dei minorenni, ma dopo 3 giorni è riaperto. E noi possiamo continuare a entrare, a bere, a drogarci. E tanto, che problema? Ho gli stessi gestori, non cambia niente. Perché ci dite che noi non dobbiamo fare, se voi ci mettete tutto su un piatto d'argento? Si ricorda quella sera con la scuola che avevamo qua? Prego. Beh, diciamo che quella sera, per chi non ha assistito, diciamo, questo ragazzo giustamente arrabbiato del fatto che le istituzioni se la prendessero con lui o con i suoi coetanei per i loro comportamenti sbagliati. Abbiamo evidenziato un aspetto, il fatto che questo ragazzo quella sera ha cercato in qualche modo di fare qualcosa che in realtà forse un po' stiamo facendo anche stasera, ci sta sfuggendo la mano, e cioè il cercare di trovare sempre qualche colpa o qualche responsabilità. Ha sbagliato lui perché il locale doveva essere chiuso, non dovevano darmi da bere, non è colpa mia, il legislatore ha sbagliato a scrivere così quella norma. Vogliamo sempre dare la colpa a qualcuno, perché in realtà non siamo abituati a, l'abbiamo detto in partenza, a prenderci le responsabilità, perché c'è il desiderio di voler in qualche modo dire sempre che è colpa di qualcun altro, quando invece nel 99,9% dei casi di incidenti stradali, e i colleghi della polizia locale lo sanno come me, e forse meglio, nel 99,9% dei casi di incidente stradale non è una casualità, non è un accadimento, non è un meteorite che è cascato in mezzo alla strada e mi ha fatto sbandare, ma è una scelta che facciamo di commettere un errore, di non rispettare un limite di velocità, di non accettare le regole della strada in quel momento, di bere quando non potremmo farlo, di assumere sostanze quando non potremmo farlo. È una scelta. Quando si fa una scelta sbagliata, ma chi se ne frega? le Io vado lo conseguenze stesso. sono queste. Questo è quello che è successo quella sera, ed è questo quello che abbiamo detto, sicuramente ricorderemo insomma, il dialogo con questo simpatico e anche ragazzo molto sveglio, che però al quale però in qualche modo abbiamo cercato di far capire che attenzione, anche se mettiamo pure che qualcuno sbagli perché non riesce a chiudere il locale in tempo dove viene somministrato l'alcol ai minori, però attenzione, l'alcol ai minori è vietato. E se sbaglia il gestore a dar da bere al minore, sbaglia anche il minore che prende da bere quando non potrebbe. Quindi i nostri ragazzi, è vero, proteggiamoli, curiamoli, tuteliamoli, però non evitiamo, dal mio punto di vista, di deresponsabilizzarli completamente. Facciamogli capire che hanno le loro responsabilità e se le devono prendere. Ovviamente partendo sempre dal presupposto che i primi a farlo dobbiamo essere noi, perché ha detto una cosa giustissima poco fa, forse non tutti sanno che a Treviso almeno, la mortalità sulla strada è un fenomeno che riguarda i 35-50enni, non i neopatentati. Avete capito? I dati sulla mortalità stradale della provincia di Treviso, che è una delle purtroppo province in cui si muore di più, che li richiamo chiari questa sera, comandante, sentite? La percentuale di vittime e di incidenti in cui sono coinvolte le persone in cui qualcuno magari ha le conseguenze peggiori, la statistica ci dice chiaramente che non è la fascia dei neopatentati. Perciò se questo è un fenomeno che sicuramente importante e rilevante in tutto il paese, anzi in tutto il mondo, non in tutto il paese, però attenzione, da noi i soggetti più a rischio, sia per comportamenti sbagliati alla guida e quindi l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, diciamolo, non sono i giovanissimi, ma sono la fascia dai 35 ai 50 anni. Dottor Borsellino, e poi purtroppo è passata questa ora della prima puntata e della prima parte, ma il messaggio di questo genitore che dopo aver visto questo figlio che ha commesso questo grave quasi delitto perché ha ucciso la sua ragazza, questo genitore che dice non criminalizzate mio figlio è un bravo ragazzo, è un messaggio spaventoso che passa. Io l'ho letto come un messaggio terribile, perché
quei ragazzi che ascoltano questo genitore, che nonostante tutto sta, giustamente forse anche, non so, me lo dica lei, difendendo l'indifendibile. Questo ragazzo che si arrivava a casa, come era stato detto di fare, forse questa ragazza sarebbe ancora qua. Perché rilanciare? Perché a tutti i costi andare oltre, ma poi non criminalizzate i ragazzi? Ma questo può essere l'esempio di quello che sta accadendo oggi ai genitori in genere, che scattano in protezione dei figli. In protezione che secondo me non permette invece ai figli di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e soprattutto quello che secondo me è fondamentale, negli ultimi 20 anni in questo Paese è passata l'idea che l'aspetto educativo dovesse essere solo protettivo. Non dobbiamo far vivere frustrazione ai nostri figli, dobbiamo dargli tutto quello che ci chiedono. Ecco, così li abbiamo fatti diventare quasi idioti. Perché il demone della facilità, ti facilito tutto, ti tolgo qualsiasi sofferenza, ti aiuto, ti sostengo, disabilita i nostri giovani alla vita. Perché la vita non ha niente a che fare con la facilità, la vita ha a che fare con affrontare la sofferenza, affrontare i problemi, anzi ciò che non ci uccide ci fa crescere. Questo e pagare è il modo. Se sbaglio, devo pagare se Assolutamente, in una società in cui l'individuo gli va ridata responsabilità delle sue azioni, è una società dove le regole ci devono essere e dove se tu non rispetti queste regole ti assumi la responsabilità di quello che hai fatto. Senza, ecco, io quello che trovo sbagliato negli ultimi anni dal punto di vista educativo è quest'idea che facilitandoli e aiutandoli troppo, io vedo genitori che a volte veramente creano dei figli quasi disabili, figli che non sanno più assumersi la responsabilità della loro vita. Avete capito bene? Allora io so che adesso il comandante, appunto Giovanni Favaretto con Rebecca Zanchetta ci lasceranno come il comandante De Ruosi, perché devono andare sulle strade, devono fare prevenzione, proteggersi. Con quali parole ci vuole lasciare il comandante? Cosa vuole dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando? Di tenere gli occhi aperti. Ecco. Il messaggio è: tenete gli occhi aperti, perché solo tenendoli potete osservare quello che vi accade attorno, ma non solo gli occhi fisici, anche gli occhi del cuore, perché per entrare dentro i vostri figli avete bisogno degli occhi del cuore. Zanchetta? Sì, mi unisco a quello che dice il vicecomandante, occhi, cuore aperto e sentire che comunque non siamo individui, siamo tutti collegati, perciò ciò che muovo ha una conseguenza non solo per me ma anche per gli altri. E allora adesso noi passiamo il microfono a questa bravissima cantante che chiude la prima parte con quale canzone? La soluzione di Laura Pausini. La soluzione di Laura Pausini. State con noi, non cambiate canale. Gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi, mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai e anche oggi rimando a domani il non pensarti più, ma non ci credere a chi dice che questo tempo ci ha fatto perdere. Tu non gli credere, lascio un passato di spettri e cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio e non distingo più orizzonti, confini o destinazione, ma sei ancora tu. La
Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più. Ma non ci credere a chi dice che questo fuoco diventa cenere. Tu non gli credere, lascio un passato di spettri, cerco nuovi confini, ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole. Lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio, e non distingo più orizzonti, confini o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. Con gli occhi rossi di chi ha corso troppo, o forse è pianto, non me lo ricordo, ma il tuo ricordo che mi tengo stretto è il mio domani. Lascio un passato di spettri col futuro davanti, ma in questa notte d'estate la vita è come ci vuole. Lascio le mie paure sulle spalle del tempo per riscrivere al buio il nostro cielo diverso, e non distingo più orizzonti, confini o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. La soluzione. La soluzione. Rigorosamente dal vivo Giorgia Mantovan, a tra pochissimo, rimanete con noi. Spero che poi non ce l'avrai con me. Non sono io l'immagine che hai di me. Non vedi che cerchi il controllo sui pensieri e su me, e perdi me. Non importa davvero se hai preso tu la parte migliore di me, ma credevi per davvero che sarei stata per te l'aria, la scusa, la realtà, purezza illusa. Tu di là non mi ami perché non mi ami, non mi ami, no tu non mi ami così.
Giorgia Mantovan, con una bellissima canzone di Giorgia. Apriamo la seconda parte con altri ospiti. Presento subito alla mia sinistra l'ingegner Carmelo Trotta, Buonasera. che io sono onorata di avere qui questa sera. Una persona, come ho detto prima, che si è spesa di più, ma ancora di più, per cercare di fare proprio prevenzione per aiutare i ragazzi. Mentre alla mia destra abbiamo altri due illustri ospiti. Abbiamo il dottor Zavattiero Nicola dell'Ufficio Scolastico Provinciale Referente Regalità della provincia di Treviso. Vicino a lui invece abbiamo Gianbruno Panizzutti, Associazione Protetti in Rete. Io direi subito con la regia di mandare un altro servizio che poi commentiamo. Prego. Per fermare la strage servono nuovamente messaggi shock, le campagne spiazzanti che venivano promosse 20 anni fa quando le morti sulle strade, quelle trevigiane in particolare, erano quasi il doppio di oggi, perché i numeri dei decessi in strada del weekend di questo 2019 nero in Veneto ricordano statistiche che si pensavano superate. Nella nostra regione 10 vittime tra sabato sera e lunedì mattina, la metà ragazzi di appena 20 anni, 16.000, un numero impressionante, i morti in strada dal 1991 a oggi. È il governatore Luca Zaia a rilanciare l'idea di iniziative che arrivino a toccare le corde giuste. Da presidente della provincia di Treviso, allora record per incidentalità e mortalità sulle strade, ricorda, promossi campagne shock nei luoghi di aggregazione dei giovani e non solo, scrive oggi in un post su Facebook. Chi passava allora lungo Viale Battisti, sede dell'ente provinciale, poteva vedere un'auto accartocciata esposta. Immagine impressionante ma che fece riflettere e coniugata ad altre iniziative forti contribuì a ridurre le vittime. In questo weekend invece mi è sembrato di tornare indietro di 20 anni a contare quante giovani vite sono state spezzate da incidenti stradali. Matteo, Giulia, Chiara, Greta, Marco, 20 anni il più giovane, 25 la più grande, una strage inaccettabile. Ma non avevano molti anni in più neppure il 32enne, padre di una bambina di 5 mesi morto a Ponzano, o il 44enne di Cavarzere, finito nell'Adige con l'auto. Famiglie distrutte, genitori che non vogliono e non possono farsene una ragione, come Romina Laugeni, mamma di Riccardo, morto nella strage di Jesolo di luglio. Dobbiamo fare qualcosa, dice, lanciando l'idea di una manifestazione per sensibilizzare i giovani e le famiglie in un momento, continua, in cui tutti stiamo prendendo coscienza che questi incidenti ci stanno strappando i figli. Ingegner Trotta, allora 20 anni, sentivamo queste parole, non hanno servito a niente. Siamo ritornati indietro, secondo lei, oppure No. è servito a qualcosa? Non sono d'accordo. Nei primi anni 70 in Italia c'erano 6.000-7.000 morti all'anno e i veicoli in circolazione erano sotto i 20 milioni. Adesso siamo a 45 milioni di veicoli e i morti sono 3.500. Quindi il fenomeno ha fatto delle evoluzioni. Il problema qual è? È che siano 7.000, sia che siano 5.000, sia che siano 3.000 o anche 1.000 o anche 100 i morti su strada, sono fenomeni che ammettono una soluzione. Certo, non è facile, perché prevenire gli incidenti è scalare una montagna molto difficile da fare, ma è certo che si può fare. Ovviamente con strumenti, sistemi, meccanismi che vanno provati, riprovati, tarati e ritarati. Per esempio il vostro filmato che diceva Zaia che insomma, vorrebbe rimettere per la città le macchine rotte, le macchine incidentate, secondo me potrà incidere sul 5-10% del cambiamento di mentalità. Quello che serve, ma non lo dico io, lo dice il codice della strada che già dal 92 pretendeva l'obbligo della formazione scolastica alla sicurezza. La via maestra è contattare i ragazzi nelle epoche che servono. Un'esperienza che ho fatto quando ero direttore generale è che nel Veneto e nel Sud abbiamo contattato 470.000 studenti, fornendo loro 2 ore di incontro all'anno e fornendo in queste 2 ore 5 o 6 regole salvavita. Se l'avessimo fatto per tutto il periodo scolastico, cioè dalla prima elementare o dalla quinta elementare fino alle medie superiori, avremmo fornito 30, 40, 50 concetti base per i ragazzi che se ne sarebbero fatto qualcosa. Ed in effetti, ecco,
al dottore che serve questa. Noi abbiamo avuto 90.000 risposte dei ragazzi interrogati su un questionario. Loro ci hanno detto cosa per loro vale ai fini della sicurezza. Solo che queste risposte che i giovani ci hanno date, nessuno le ha prese in mano, nessuno le ha elaborate per costruire un progetto formativo. La mia idea è che, cominciando con 10.000 ragazzi all'anno, 20.000 ragazzi all'anno, 100.000 ragazzi all'anno, fra 10 anni arriveremo a 5 milioni di ragazzi e la formazione, anche 2 ore all'anno per ogni classe, per ogni ragazzo, arriverà ad una conclusione fra 10 anni, certo, ma questo problema non si affronta in un anno. Quindi per me medio e lungo termine. Dopo 40 anni di mestiere ritengo che l'unica soluzione, ma al di là anche delle sanzioni, dell'inasprimento, sono importanti questi elementi, ma sono circoscritti. Quello che serve è la formazione, ma non soltanto ai giovani. Gli anziani, come me, perdono le capacità di guida e quindi bisognerebbe, come dire, fornire ad ognuno, a un vecchio, la consapevolezza che invecchiando si perdono i riflessi e si guida in modo diverso, ma anche i cinquantenni perdono le capacità, quindi la formazione non è solo per i giovani, anzi, a questo livello, in questo momento storico, secondo me dovremmo cominciare a pensare agli anziani e ai maturi prima. Dottor Zavattiero, ufficio scolastico, qualcuno dirà cosa fa l'ufficio scolastico provinciale? E noi siamo qui per capire, perché anche l'ufficio scolastico, grazie a lei, dottor Zavattiero, domani sera farà rete in questo importante ciclo di incontri per prevenire. Prego, dottore. Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Porto i saluti della dirigente, la dottoressa Barbara Sardella, la quale crede, e insieme a lei noi dell'ufficio scolastico crediamo nell'agire quotidianamente per il bene dei nostri ragazzi, con spirito di servizio, con umiltà, con futuribilità dell'azione che si porta avanti proprio, come è stato detto poc'anzi, in un'ottica di prevenzione che porta formazione, perché la conoscenza è la chiave di volta grazie alla quale possiamo pensare e senz'altro sperare che vi sia un risultato nel tempo a venire. Ovviamente ci vuole una grande costanza nell'azione che viene posta in essere dalle nostre scuole, dai nostri docenti, dai nostri dirigenti che dedicano il loro giorno, il loro modo d'essere ai ragazzi che sono il nostro presente, ma soprattutto, come è stato detto e ribadito, sono il nostro futuro. A noi spetta il compito, che è anche una scommessa che si rinnova giorno dopo giorno, di credere in loro, di dare loro sempre nuovi strumenti di azione, di riflessione, di conoscenza, di possibilità di andare oltre. Perché noi diciamo, e nell'ufficio scolastico è un qualcosa che quotidianamente ci si ripropone, il creare una mentalità secondo cui la vita dei nostri ragazzi sia una piccola, grande opera d'arte che si rinnova, che si sviluppa, che cresce con tanto sacrificio, con tanto impegno, ma con un credo comune, il credo nella persona. Perciò investire, diciamo, sì, nei giovani, anche come ufficio scolastico, perché veramente tutti quanti state facendo rete, e qua prego di intervenire anche Gianbruno Pannizzutti, che fa parte dell'associazione Protetti in Rete. Cosa vuol dire? Che associazione è? E perché farà parte di questi incontri che partiranno domani sera a Castelfranco Veneto? Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, il progetto Protetti in Rete, perché prima di essere un'associazione, Protetti in Rete è stato un progetto fortemente voluto dall'assessorato alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione del Comune di Conegliano. Ed era un progetto che aveva che mirava all'ottica della prevenzione. Ci siamo accorti nel 2014, un gruppo di genitori, è partito da un gruppo di genitori, che il problema del bullismo, ma in particolar modo del cyberbullismo, ma non solo, perché ci sono tutta un'altra serie di fenomeni legati alle problematiche della potenza degli strumenti della rete, tipo sexting, catfish e
sono neologismi inglesi, però di fatto... Sì, sarà meglio che li traduca, perché a casa abbiamo anche gli anziani che dobbiamo far capire anche loro certe parole che non riescono a capire, perché è giusto spiegare. Giusto, Allora, cosa concordo. sono? Il catfish praticamente è il carpire le informazioni personali tramite dei profili fake, cioè dei profili falsi su Facebook o su altri social network o tramite mail. Sempre social, Sempre social. Mentre il sexting è, ahimè, una vera e propria piaga, perché di fatto il sexting è in pratica quando un ragazzino o una ragazzina spediscono delle immagini con contenuti sessualmente espliciti. Tipicamente potrebbe essere il caso di un ragazzino che chiede alla fidanzatina delle foto, magari osè, che possono andare dalla biancheria intima, ma purtroppo anche a foto completamente nude. Naturalmente la ragazzina magari le manda pensando che resti una cosa tra lei e il suo ragazzo, purtroppo poi per dei meccanismi vari questa foto finisce in rete, probabilmente il ragazzino, molto spesso il ragazzino per vantarsene le fa vedere agli amici o addirittura le condivide. Una volta che queste foto sono in rete, purtroppo il problema è grandissimo, intanto perché queste foto hanno un valore altissimo per determinati giri di pedofili e di gente poco raccomandabile che purtroppo spesso si trova in rete. E un po' perché sono foto chiaramente che vengono salvate Ma allora, e di fatto Panizzuti, riproposte. qua interviene la famiglia, i genitori, lei sta rivolgendo a loro. Allora, cosa dovrebbero fare secondo lei questi genitori che stanno ascoltando? Perché come diceva giustamente prima il dottor Borsellino, ce l'hai nel divano, tranquilla, beata nella poltrona oppure in cameretta sua, è a casa, che problemi ci sono? Mentre magari sta facendo una cosa che lei appunto sta spiegando e quanto pericolosa può essere questa cosa. Prego, Panizzuti. Ma noi come associazione, diciamo dal gruppo di genitori, poi è diventata un'associazione perché comunque hanno iniziato ad arrivare numerose richieste anche da parte di altri comuni, non ultimo appunto il tavolo costituito dallo SDU dal dottor Borsellino, fortemente voluto dal dottor Borsellino, contro il cyberbullismo appunto, che di fatto noi abbiamo sposato in pieno perché porta a livello provinciale quello che noi stiamo cercando dal 2014 di fare e che stiamo facendo a Conegliano. Il consiglio che noi diamo sempre sono due. Allora, il primo è consigli ai ragazzini. Facciamo delle mattinate intere con i ragazzini. Noi abbiamo scelto il target della prima media perché riteniamo che i ragazzini in prima media siano abbastanza giovani per fare prevenzione e abbastanza grandicelli per capire quello che gli si dice. L'età di Giorgia, che è la nostra cantante. Esatto, tipicamente. E a loro cerchiamo di spiegare quali sono le problematiche, quali sono i pericoli insiti in internet. Ecco, ci tengo a dire che Protetti in Rete non demonizza la rete, anzi sarebbe impensabile chiedere ai ragazzi di non utilizzarla, semplicemente gli facciamo presente quali sono i pericoli ai quali potremmo andare incontro e in funzione di questi pericoli ovviamente quali sono le armi che possono mettere in campo per cercare di ovviare alle problematiche di prevenire. Contemporaneamente facciamo degli interventi anche con i genitori, perché noi quando facciamo gli interventi con i ragazzi circa un mese prima somministriamo dei questionari. All'interno di questi questionari ci sono una serie di domande, ma c'è una domanda in particolare che balza agli occhi e la domanda è: quando hai qualche problema in internet, che può essere sexting, cyberbullismo o quant'altro, con chi ne parli? Allora, per fortuna abbastanza ne parlano con i genitori. Purtroppo però questo è un dato in calo. Quando ci sarà l'evento di Protetti in Rete per quanto riguarda il ciclo di incontri faremo vedere questi grafici. Noi abbiamo fatto una proiezione dal 2017, abbiamo iniziato nel 2014, ma diciamo i dati cominciano ad essere attendibili circa 3 anni dopo, quindi 2017. Facciamo vedere 2017, 2018, 2019, quest'anno faremo vedere 2020 perché i dati li stiamo raccogliendo in queste settimane e purtroppo questo dato è molto in calo. Quindi, sentite? Perché? Hanno abbassato la guardia? No, più che abbassato la guardia, secondo me, secondo noi, non si rivolgono ai genitori perché i genitori non sanno di cosa stanno parlando. Professor Borsellino, dottor Borsellino, adesso deve entrare lei in questione. Come mai i genitori, giustamente lo spiegava prima, non sanno neanche di cosa stanno parlando i loro figli? Ma è possibile questo, dottore? È possibile, sì, perché come dicevo nella parte iniziale di questa trasmissione, è per la prima volta nella storia dell'umanità che le nuove generazioni hanno più competenze delle vecchie generazioni. E sulle nuove tecnologie, sul web, i ragazzi hanno più competenze, sono nativi digitali, quindi fin dall'inizio loro ci nuotano in questo web. Il problema comunque rimane sempre la formazione ai genitori. La formazione ai ragazzi,
o meglio la sensibilizzazione ai ragazzi, anche quello che diceva l'ingegnere. Troppo importanza alla scuola, troppo carico alla scuola, dottor Borsellino, come diceva l'ingegner Trotta? Allora, io penso che tutti dobbiamo fare la nostra parte, la scuola deve fare la sua parte, ma la scuola non può sostituire la vera assoluta agenzia educativa che è la famiglia. Il vero meccanismo con cui noi apprendiamo il vivere è l'esempio di chi ci educa. Su questo, come dire, non c'è nessun dubbio. La scuola può arrivare in un secondo momento, le istituzioni in un terzo momento, ma il vero luogo di apprendimento per ciascuno di noi sono stati i valori e la famiglia stessa. Guardiamo le interviste ai ragazzi. In gioventù mi è successo un amico caro, anzi un compagno di classe anche, che appunto a 17 anni ha perso la vita. E onestamente questo a me in primis ha segnato e credo sia stato una prima spinta per appunto avere responsabilità. Difficile trovare un ragazzo che non abbia conoscenza diretta di incidenti più o meno gravi. Anche a nord-est la prima causa di morte sotto i 35 anni è la strada. Degli incidenti sì, ma non mortali, che hanno coinvolto dei miei amici e che mi hanno fatto sentire in pericolo, che per una volta mi hanno fatto dire bisogna stare attenti perché è veramente un attimo a volte e ti puoi trovare in delle situazioni in cui non c'è nulla da fare, quindi mi ha messo di fronte alla realtà dei fatti. Sotto accusa sempre più spesso l'uso dei telefonini e la dipendenza compulsiva da social, essere sempre connessi anche quando si è alla guida, questo è il problema che ha affiancato vecchie abitudini. Tra i giovani anche questa cosa dei cellulari, dei social a cui siamo sempre attaccati, siamo sempre in giro col cellulare in mano. E l'alcol, le discoteche, c'è sempre bisogno di riflettere, non bisogna mai abbassare la guardia perché è proprio il momento in cui abbassi la guardia che poi succede qualcosa di imprevedibile, basta pochissimo comunque per fare un incidente. Purtroppo anche l'utilizzo dei social è una fonte di distrazione in quanto è un mezzo, uno strumento che va a influire tantissimo sulla personalità e sulla mentalità di noi giovani. Bisogna essere attenti per strada, lasciare piccolezze come il telefono, anche se la giovane età ti porta purtroppo a sbagliare e dopo queste sono le conseguenze e le paghi, gli sbagli si pagano nella vita purtroppo. Ingegnere, cosa risponde a questi ragazzi? Lei che è stato in prima linea sulle strade, che fermava questi ragazzi. Ho due esperienze, secondo me sono notevoli, posso portare perché l'ho messo sul campo. Ero qui a Treviso con gli amici per fare questa attività di formazione, c'erano 500 ragazzi della terza, quarta e quinta superiori in un grande salone e si affrontava allora il problema delle cinture. All'inizio c'era un problema... Certo. E feci questa domanda, dissi, quanti di voi almeno una volta nella vita non hanno allacciato le cinture stando al volante o stando sui sedili anteriori? E circa un 30% rispose che insomma almeno una volta non aveva messo le cinture. Seconda domanda, quanti di voi stando dietro nei sedili posteriori non hanno mai allacciato la cintura? Quasi tutti, al 90%. Dopo queste due risposte non ho detto nulla, né io né i miei collaboratori. È partito un filmato che è durato 5 minuti sull'effetto sul corpo umano delle cinture. Dopo questi 5 minuti i ragazzi erano ammutoliti, nessuno più chiacchierava e io sono rimasto fermo sulla scrivania ad aspettare. Dopo 3 minuti si alza un ragazzo e dice: scusi, signor Trotta, ma lei non ci dice nulla? Risposta mia: ma come a 17 anni, 18 anni, aspettate che io vi dica cosa dovete fare? L'avete visto? Scegliete voi se metterla o non metterla la cintura. Di fronte a questa scelta, voi siete responsabili della vostra vita, non posso esserlo più io. Bene, dopo 3 anni, una quindicina di quei ragazzi mi hanno incontrato per strada, qui abito a Treviso, e mi hanno detto: senta, io la voglio ringraziare perché mi ha dato un messaggio, come dire, che mi ha fatto superare un buco terribile. So di che parlava, adesso spetta a me. Ecco la formazione.
Cioè non c'è bisogno, scusa, non c'è bisogno di stare lì col fiato sul collo, basta far vedere ai ragazzi ciò che può succedere e assegnare a loro la responsabilità di seguire i loro istinti, di proteggersi oppure no. Perché un genitore, un adulto, non può continuamente stare dietro il figlio o il nipote o il cugino per ricordargli cosa non deve fare. Io quando entro in macchina con mio figlio, con i miei amici, i miei parenti, se non si allacciano le cinture, io scendo dalla macchina. Se il conducente non si ferma a uno stop, dopo lo faccio fermare e scendo dalla macchina. Perché dico, non voglio condividere un errore che tu fai e non vengo più con te in macchina. Senta ingegnere, però lei è stato protagonista, è stato quasi un prototipo di quello che poi sarebbe successo, perché lei è stato il primo a far capire che bisognava mettere delle corriere che andassero a prendere questi ragazzi a fare un'educazione anche civica, però non è stato ascoltato, certo. Perché è sempre una questione di soldi. Allora, se noi investiamo nella sicurezza, se noi investiamo sul futuro che sono i nostri ragazzi, mi vogliono spiegare su cosa devono investire? Signor Tuzzato, in Italia i proventi per sanzioni amministrative e cose della strada, che incassano i comuni, la polizia, si aggira intorno ai 2 miliardi di lire, 2 miliardi di euro. Se lei prende i bilanci, lei noterà che tutti i comuni d'Italia, le province, le regioni spendono per la sicurezza stradale nel senso di formazione non più di 50 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Che la legge stabilisce che le sanzioni vadano tutte per la sicurezza stradale ed è la formazione la sicurezza vera, e invece cosa fanno le pubbliche amministrazioni? Li utilizzano o per fare strade che servono, ma serve prima il conducente, o per pagare gli stipendi alle persone, oppure per piantare fiori. Certo che sono opere importanti, ma la legge ci dice cosa dobbiamo farne di questi 2 miliardi e invece nessuno, il Ministero dei Trasporti in primis, il mio ex Ministero, si preoccupa di andare a verificare questi fondi che entrano per le sanzioni, dove vanno. E certo, non si può avere 50 miliardi per questo mestiere, ma se ci sono 2 miliardi che si incassano, la legge dice che vanno per quella funzione e non lo facciamo, la responsabilità non è del giovane, né sua né mia, è della pubblica amministrazione. Quando il Ministero dei Trasporti dice che gli incidenti stradali in Italia procurano un danno sociale che va dai 30 ai 50 miliardi e investe sulla sicurezza stradale 200 milioni, è ridicolo. Ecco perché siamo in queste condizioni. Dottor Zavattiero, cosa risponde? Lei invece sta investendo, appunto la dirigente Sardella, che salutiamo, la dottoressa, sta investendo, crede a questi incontri, cioè un passo in avanti, speriamo di averlo fatto, abbiamo fatto capire che tutti quanti dobbiamo fare rete e aiutarci a investire sui giovani che sono il futuro. Prego, certo, dottor Zavattiero. Assolutamente, guardi, peraltro anche il progetto che ci porta qui questa sera è proprio nato da un entusiasmo che nasce da quella stretta di mano che fa la differenza, nella fattispecie avuta nel mio piccolo con il qui presente dottor Borsellino, dove appunto abbiamo scelto fra le righe di investire in un credo comune, che non è solo formazione, ma è riflessione, è volontà di provare a fare la differenza, volontà di vedere, di saper vedere e insegnare a vedere il cosiddetto bicchiere mezzo pieno, perché comunque la società che funziona, la scuola che funziona, la sanità che funziona e quant'altro sono frutto di un tacito ma non per questo insignificante lavoro quotidiano. Quindi anche la posizione istituzionale che con grande onore cerco e grande sacrificio di portare avanti è proprio quella di dare voce alle scuole perché esse
possono fare da trade union rispetto alla risoluzione dei problemi, e quindi con semplicità ma con concretezza, giorno dopo giorno, assolutamente determinazione, quello che poi è nato e quindi vede anche l'ufficio scolastico, ma non solo l'ufficio scolastico di Treviso impegnato, e la nostra dirigente Barbara Sardella, è proprio quello di credere nella possibilità di investire perché vi sia una futuribilità dell'azione. Evidentemente i problemi ci sono, ma devono, proprio perché problemi, essere vissuti come delle scommesse da vincere, e le scommesse si vincono insieme. Anche se non si vincono tutte, ma qualcuna si può vincere. Comunque ci si prova, e come è stato detto in questi minuti, è proprio la volontà di cercare di andare un attimino oltre, perché i ragazzi si aspettano questo e perché noi possiamo, con umiltà ma massimo impegno, creare la migliore scuola sotto casa. Scusi, il punto di Leopoldo Bottero, poi continuiamo. Il punto. Buonasera a tutti. Si parla tanto di bullismo e si va in cerca di quelle che sono le motivazioni. Ogni generazione ha avuto i suoi problemi e a una certa età i ragazzi si fa fatica a tenerli sotto controllo o a sapere quello che fanno. Il trucco è che bisogna agire prima. Io sono convinto che è importante quello che fa la scuola, è importante quello che fanno i volontari, è importante quello che fanno le forze dell'ordine, un po' tutta la società, però il cuore della faccenda sta nell'educazione. Io mi rammento che una volta a 7 anni con 2 complici andai a rubare della frutta al vicino, cioè la scelta non è stata strategica, e mi ricordo ancora adesso che ho quasi 70 anni cosa mi ha detto mio padre, e non ho più rubato niente io. E quando sono stato più grande, che potevo anche deviare, so che i miei genitori sapevano chi ero perché mi avevano seguito quando ero più piccolo, e quando uno è ben indirizzato difficilmente devia, anche se a una certa età qualche cavolata bisogna farla, però ci sono cavolate e cavolate. Le cavolate che sono giocose sono un conto, quelle che sono asociali sono un altro. Quindi è importante quello che fa la famiglia. Si parla di inasprire le pene ai ragazzi, anche alla famiglia, perché se uno arriva a 15 anni, a 17 anni a essere in un branco, a comportarsi in maniera asociale, c'è qualcosa che non va nella famiglia, va curata anche la famiglia. Quindi bisogna guardarli i ragazzi mentre crescono e seguirli, e se non hanno dei valori c'è poco da fare. E questi qua, guardate, non ascoltano quello che dite, guardano quello che fate. Quindi se vi comportate bene, se fate vedere che si possono fare delle cose positive, faranno uguale. Altrimenti faranno quello che vi vedono fare, che magari è anche niente sotto il profilo sociale. Questi ragazzi tenete presente che non è che danno fastidio e basta, si rovinano, perché poi tutti li conoscono per quello che erano, si presentano alla società come dei bulli, come delle persone negative sotto il profilo sociale, e la tendenza è a emarginarli poi per tutta la vita. Buonasera. Abbiamo sentito il punto di Leopoldo Bottero, appunto, che chiude questa parte che abbiamo iniziato contro lo cyberbullismo, con questi morti sulle strade. Prego, ingegnere, cosa voleva aggiungere? Volevo aggiungere, già che qui il nostro dottore, ma se io le facessi questa proposta, offro al suo ufficio 50 giornate di lavoro gratis, formative nelle scuole, che lei organizza dove, per parlare di alcol e droga, facendo vedere i filmati, per contrattare almeno 50 giornate. Per 200 ragazzi al giorno sono 10.000 ragazzi. Sono tanti. Ecco, io le offro questa disponibilità personale con altri miei amici che facciamo questo lavoro, abbiamo un'esperienza di 30 anni, ecco, gliela offro. Ma gliela stai offrendo davvero? Certo. In diretta l'ingegnere sta offrendo, sentiamo cosa risponde. Ma signora, aspetta, no, perché sa perché? Sono un po' scettico, perché io ho proposto l'anno scorso ad un'amministrazione comunale, ma non dico chi, di offrire, ho offerto 100 giornate di lavoro gratis nelle scuole, mi hanno chiesto di mandarla una lettera raccomandata
per concordare. Non mi hanno manco risposto. Io non vorrei che lei, insomma, che non mi Ma è rispondesse. meglio che risponda subito, mi dicesse se può, anche no, dottore. però mi risponda, insomma, ecco. Certo. Allora, in questi casi senz'altro innanzitutto ringrazio perché di questi gratis. tempi di spending review avere delle persone che credono e investono nei ragazzi ma nella società in senso lato è sempre un bene superiore alle più belle parole. Al tempo stesso avremo modo e senz'altro daremo corpo alla cosa nel momento in cui, parlandone appunto con, come vuole la norma, la dottoressa Sardella, avremo modo di capire come strutturare il tutto e poi proporlo alle nostre scuole come sempre facciamo, proprio perché tutto si svolge, viene fatto perché i ragazzi in primis ma le scuole abbiano un valore aggiunto. L'istituto dal più blasonato a quello con più problematiche comunque ogni mattina apre le proprie porte perché vi sia l'opportunità per i ragazzi di realizzare il loro progetto di vita. Panizzuti, allora il tempo corre, dobbiamo correre anche noi. Lei come assessore invece diceva prima all'ingegner Trotta noi investiamo molto come comune. Cosa vuole rispondere all'ingegner Trotta? Beh, noi come dicevo prima appunto investiamo tantissimo in quello che è la prevenzione a bullismo, cyberbullismo e tutto quello che è legato alla rete. Devo dire, visto che è stato affrontato l'argomento, che io sono assessore nel comune di Conegliano, a Conegliano vengono fatte delle attività all'interno delle scuole, abbiamo come dire, fatto venire delle attività a livello regionale, mi ricordo alle scuole superiori, mi sono venuti anche con una smart che si capottava per far vedere quello che era l'effetto sia delle cinture di sicurezza che del capottamento. La nostra polizia municipale, sempre molto attenta, fa tutta una serie di interventi all'interno delle scuole e in occasione dell'Expo, per esempio, fa una giornata intera a disposizione di tutta la cittadinanza, ma in particolar modo dei giovani delle scuole, per parlare di quelle che sono le problematiche legate a quella che è la mortalità per quanto riguarda l'educazione stradale. Quindi voglio dire... Investite. Sì, assolutamente, allora, siamo attenti. Dottor Borsellino, lei cosa dice? Dopo aver sentito le parole dell'ingegner Trotta, che io le posso assicurare sono verissime, perché io ero vicino a lui quando chiedeva di fare questo e le risposte, i paletti, no tanti di più, sempre problema, soldi, per portare fuori questa slitta che è uno strumento incredibilmente utile per far capire ai ragazzi cosa vuol dire cozzare a 50 all'ora contro un corpo contundente, però è sempre un problema di soldi e la slitta rimane nei magazzini. Prego, dottor Pasquale. Beh, io penso che è arrivato il tempo in cui, e sono maturi i tempi per cui in provincia di Treviso, rispetto ai nostri 200.000 giovani, 200.018, possiamo creare, oltre al tavolo del bullismo e cyberbullismo, un tavolo con un argomento un po' più articolato che è la prevenzione. Noi dovremmo cercare a livello provinciale di coordinarci per cercare di evitare che i nostri figli cozzino contro qualsiasi cosa che gli possa far male. Insomma, no? Allora, una cosa invece che noi cozziamo tutte le settimane è l'assegno anche di questa settimana, la grande famiglia di Rete Veneta. Ciao grande famiglia, oggi diremo che siamo in Veneto, nel nostro meraviglioso Veneto, e stiamo per incontrare una nonna. Ciao Floriana. Ciao, ciao. Come stai? Dai, abbastanza. Permesso, siamo entrati in casa di Floriana. Eccoci qua. Allora ci accomodiamo. Sì. Prego. Allora, Floriana è una mamma e una nonna. Floriana mi ha chiamato, mi ha detto: Mirella, io non ho più lavoro perché la ditta mi ha lasciato a casa, non so cosa fare, ho figli, ho problemi, io non ce la faccio più. Allora, intanto spieghiamo bene chi è Floriana. Floriana è una mamma, una nonna, è una donna che ha sempre lavorato, che ha mantenuto la sua famiglia, è sempre andata avanti, diciamo, a stenti, no, ecco. Diciamo ti sei sempre rimboccata le mani. Sì, sempre, sempre, sempre. Però raccontiamo un po' il periodo della tua vita, perché tu sei venuta via dal sud, sì,
perché avevi un marito violento, visto che abbiamo parlato di femminicidi. Al sud avere un marito violento è ancora peggio, secondo me, di qui da noi. È sempre peggio, però da voi fate una fatica enorme, però tu hai avuto il coraggio di dire basta e di lasciare il tuo paese e di venire qui al nord con i tuoi figli. Sì, io ho lasciato tutto là perché là avevo il lavoro, perché lui non lavorava, non voleva lavorare. Avevo 5 figli e allora arrivato a un certo punto, perché c'era una situazione bruttissima, ecco, io ho parlato anche con la polizia, con i carabinieri, veniva sul posto di lavoro e allora ho fatto la cosa che io ho ritenuto più giusta per i miei figli, che non vivono nel terrore, perché volevo che crescessero un po' in pace. Allora mi sono fatta 2 valigie, me li sono presa, ho lasciato tutto, ho lasciato tutto là. Floriana, quando tu senti parlare di femminicidi, hai sentito i numeri di quest'anno, una cosa incredibile. Tu che hai provato, cosa vuoi dire a queste donne che non si decidono di lasciare questi uomini violenti, di non fare le denunce perché i figli, perché la casa, perché il lavoro, perché i soldi? Ma come si fa a stare con un uomo violento? Tu hai provato, ti picchiava tuo marito? Sì, mi picchiava, sì, anche le bambine. Allora, c'è paura. Io le capisco perché l'ho passata, c'è tanta paura, non hai tanta protezione, devo dire la verità, però devi farti coraggio ad affrontarla, perché se tu affronti una situazione e dici basta, non devi avere paura di quell'uomo, perché è un uomo. Io sono stata sia psicologicamente sia fisicamente malmenata, però ho avuto la forza perché guardavo i miei figli. Loro sono stati la mia forza, perché non si può crescere in un ambiente, una persona che proprio ti bastona dalla mattina alla sera, ti fa lavorare, ecco. Ma perché quest'uomo era violento? Quando tu l'hai conosciuto era violento? No. Quando se no non lo sposavo, è normale. Io non ci credo, perché secondo me tante persone me lo dicono, ma hai fatto 5 figli, ma io lo so come li ho fatti 5 figli, non possono capire. Allora, la persona che non vive una situazione non può capirla. Io capisco se c'è un'altra donna che ha la stessa mia situazione, la capisco ma molto bene. Invece se c'è una donna che ha un marito, una famiglia normale, che il marito proprio è un marito e che è un padre, non può capire perché non si rende conto. Cosa vuol dire avere vicino la famiglia in certe decisioni? Perché tu hai dovuto lasciare il paese e venire al nord per poi salvare anche la sottoscritta che saresti tu, ma anche i tuoi figli. Eh sì, è stato faticoso. Tanto difficile, ma tanto difficile, tante porte chiuse, trovare lavoro, lavorare dalla mattina fino alla sera, andare avanti, tanto faticoso. Poi il terrore, se lui sa che io sono qua, ma no, non può arrivare qua, è lontano, ecco. Però sempre vai letto col punto di domanda, e se lui arriva a trovare? E se lui arriva qua, ecco sì, anche quel punto di domanda, però in quel momento io mi sentivo forte, ero più forte di lui. Perché se veniva qua non ero più la Floriana di una volta. L'avresti affrontato? Sì, sicuramente, l'avrei affrontato sicuramente, sicuramente. Prima che facesse qualcosa io l'avrei già affrontato, perché ho la forza, perché se no che facciamo? I figli, la famiglia, si sgretola così. Ecco, queste donne, io so che loro hanno paura, però devono avere la forza, perché non è vita quella che si fa, non è vita di una donna, di una famiglia, dei figli, no, niente. Allora, questo è l'assegno, Floriana, della grande famiglia di Rete Veneta, eccolo qua. Grazie. Spero che tu passi un buon Natale, te lo meriti. E mi è venuta tante volte in mente Floriana, con i suoi lividi, con le sue cicatrici profonde nell'anima, che sono ancora peggio dei lividi, di questo ricordo che non la lascerà mai, che se lo ricorderà sempre, però ha tirato su questi 5 figli ed è una mamma e una nonna meravigliosa. Io ti dico grazie a nome di tutta la grande famiglia, perché te lo meriti tutto.
e passa un buon Natale, Io Floriana. ringrazio voi, te e tutta l'organizzazione, Rete Veneta, tutti, vi ringrazio tantissimo, specialmente a te che sei una donna fantastica proprio. E che buon Natale vuoi dare alla grande famiglia? Di pace e di salute, le uniche due parole che mi vengono proprio in mente, nient'altro, non serve nient'altro, solo quello. E con queste parole noi vi diciamo grazie, buon Natale da Floriana, da Mirella e da Rete Veneta. E grazie ancora, grazie. E non è finita qui, un'altra storia. Il Renatino sta bene. 3 kg. L'altro ieri pesava 3 kg. È la vita di Marie-Louise, che continua nel suo piccolo Renato, ma anche negli altri 4 figli che ha lasciato sconfitta lo scorso ottobre da un tumore alla mammella. Bambini che il papà Lambert, pur tra le 1000 difficoltà di una situazione difficile, sta crescendo con il sostegno di tanti, come l'associazione Amiche per la Pelle, che ha raccolto la generosità in un assegno da 5.000 euro innescata da una semplice domanda. Cosa possiamo fare? Ed è partita questa gara di solidarietà, abbiamo aperto un conto corrente nel quale tantissime persone veramente hanno donato tanto. Con il sostegno di tutti possiamo veramente fare in modo che questi bambini possano crescere bene. La consegna nella sala di rappresentanza del municipio di Vittorio Veneto, che sostiene quotidianamente Lambert e i suoi 5 figli. Una solidarietà concreta, testimonianza di una corretta integrazione per la quale Lambert sottolinea. Sento tanto la parola razzismo qua, gente così, ma veramente è una parola da togliere, perché chi si sa integrare fa una grande vita insieme ai veneti. Un grande abbraccio per un uomo che sta affrontando forse una delle prove più dure della vita, con una determinazione unica. Ti hanno definito una roccia. Si riesce ad essere una roccia con tutti questi figli da mandare avanti da solo? Una roccia è una parola un po'... L'unica cosa che posso dire è che ho fiducia in me e, come ho sempre detto, che darò il massimo per loro. Ma a volte anche le rocce sanno piangere. Ti farà 10 anni, come racconterai a Renato tutta questa storia? No, l'unica cosa che dirò a Renato fra 10 anni è che ha avuto una mamma fantastica, che si è sacrificata per lui e che lui cercherà di dare il massimo, perché è quello che sua mamma desiderava di tutti i suoi figli. Lambert Guappi è qui vicino a me. Questa sera ha voluto essere per ringraziare la grande famiglia di Rete Veneta, che è stata la prima in assoluto a muoversi per aiutarlo in silenzio, senza tanti clamori, e però lui ha detto: io Mirella devo venire a ringraziare la grande famiglia di Rete Veneta. Prego Lambert. Sì, subito io confermo, perché appena è venuto a mancare la moglie, il primo gesto di solidarietà è partito proprio dalla Rete Veneta, per cui ringrazio e continuerò a ringraziare. Tu hai detto una cosa che ha toccato i nostri cuori. Io non vedo il razzismo qui da voi. È una parola importante, è un messaggio molto chiaro che tu stai dando. Vuol dire che quando il Veneto vede una persona come te, Lambert, che hai portato a casa l'altro giorno questo bambino che finalmente sei riuscito a portare a casa, Renato, che vuol dire rinascita, questa mamma meravigliosa che ha sacrificato la sua vita per Renato, per la rinascita, tu cosa ti senti da dire a quelle persone che ancora si ostinano a vedere un Veneto che non esiste, un Veneto razzista, mentre noi viviamo un Veneto solidale? Prego. No, il Veneto esiste sinceramente, perché è un Veneto comunque che ha sempre dato. Io non sono l'unico, perché anche la mia comunità qui in Italia, sono arrivato, la mia generazione in generale, la generazione di mia moglie, perché dopo sono arrivati da Belluno e sono tutti integratissimi, per dire, tutti hanno un bel lavoro. E perciò noi ringraziamo, perché dobbiamo chiudere. Sì, scusate.
Perché No, sai che la Mirella poi ci Sì, mette... Mirella, sei unica, sinceramente. Continuo a ringraziarti. Anche dirò sempre, aggiungerò una parola per i veneti schiacciati dalla crisi che continuano comunque a sostenermi anche con Col Banco Solidale. Col Banco Solidale, sì. Bene, noi Continuerò a ringraziamo Lambert di essere qui perché ha voluto testimoniare la sua gratitudine a voi, a questa grande famiglia. Ringrazio gli ospiti, non riusciamo a vedere più di così perché questa puntata è volata, ne faremo un'altra. Lasciamo la chiusura alla nostra meravigliosa cantante undicenne Giorgia. Con quale canzone chiude la puntata? Promettimi di Elisa. Promettimi, vediamo cosa prometteremo. Vai! Promettimi che prima di dormire, qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai e poco tanto ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale, ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi. Voci di miele da ricordare, risalire, e come i marinai nel mare, non sentirne il confine, non sentirne il confine. Promettimi di far entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notti o di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi non vantarti a caso e non sentirti migliore mai. Voci di miele da riascoltare per risalire, e come i marinai nel mare e non trovarmi al confine. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane, e che conta quel che rimane. Tutto scende per risalire, si tiene duro e si lascia andare, tutto passa per un canale, tutto serve, tutto è speciale. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane. Cambia il tutto ma quello resta sempre uguale, e credo che sia questo amore, e credo che sia questo amare. Giorgia Mantovan, fiore d'argento, concorso Canoro. Ciao, buonanotte, a lunedì prossimo. Ciao, grazie a tutti gli ospiti.